Amiche e amici di Directa Sport, benvenuti al Comunale Circilla in Barisardo, dove si sta per giocare non una partita ma la partita che può decidere già questo girone B di promozione. Da una parte il Barisardo, dall'altra l'Idolo. Un saluto da Luigi Falqui, con me a cura delle immagini Riccardo Carta, quando siamo arrivati alla 22esima giornata di 26 con i padroni di casa che hanno l'opportunità di mettere in ghiaccio la promozione, ma dall'altra parte c'è un Idolo che ha la voglia di strappare 3 punti che permetterebbero di riaprire totalmente questo campionato. Idolo che attualmente infatti ha meno 10, ma una parità in meno dopo che c'è stato il rinvio una settimana fa contro il Tonara a causa del vento, e allora vincere vorrebbe dire provare ad andare oggi a meno 7, ma già da mercoledì proiezione provare ad andare a meno 4, mentre le due squadre si scambiano i 5 e danno un saluto al pubblico. Ne approfittiamo per leggervi le formazioni. Gli uomini padroni di casa di Celestino Ciarolu con un 3-5-2 con Dumbuya in porta, poi Mussa, Fanni, Milone, Arozzanettini, Ziani, Deiana, Loi, Carlande, Ruggio e Muggianu. Dall'altra parte invece gli uomini sotto la guida di Luigi Ladu, in porta Marongiu in questo 4-4-1-1 con Kevin, Doa, Pili, Tessolis, Lotto, Kokusai, Silla, Lamin e Loddo. Mentre vedete adesso i bambini ragazzini che lasciano il campo per dare spazio al calcio giocato sotto l'applauso del pubblico, oggi presente al completo per quella che, l'abbiamo già detto, è una partita importantissima. Ci sono anche le foto di rito per i padroni di casa. Ne approfittiamo intanto anche per presentarvi chi dirige oggi la gara, ovvero il signor Federico Sale da Nuoro, aiutato dagli assistenti Andrea Nura da Sassari e Luca Carboni da Ozieri. Presentazioni fatte, squadre pronte insomma a iniziare. Aspettiamo soltanto il fischio che metterà il via a questa partita. A sinistra il Barisardo in maglia e pantaloncino celeste, a destra invece in maglia e pantaloncino bianco l'Idolo, con un clima perfetto, forse giusto un po' di vento, ma il campo sembra davvero in condizioni ottimali. Squadre schierate, gli ultimi pensieri, poi via a giocarsi veramente oggi una fetta importantissima di questo campionato. Batterà Carlander il calcio d'inizio. Già alti invece i due esterni Deiana e Ruggiu, pronti a offendere. Dall'altra parte invece vicino al cerchio di centrocampo lo vedete Antonio Pili, lui che è il capocannoniere di questo campionato con 16 gol. Dall'altra parte invece Muggiano, il capocannoniere, con 9 reti, per un Barisardo che ha il miglior attacco e la miglior difesa di questo campionato. Un miglior attacco però costruito con tanti gol di tanti giocatori, per un gioco corale che anche oggi sarà importantissimo per trovare quelli che saranno punti importanti. Ancora ritarda l'inizio di questa partita. Anche dalle panchine è tutto pronto. Forse ci siamo. Ormai, anche se con qualche minuto di ritardo, si comincia. Il primo pallone al Barisardo che prova subito con un'apertura nella zona di Ruggiu. Il suo controllo, un passaggio per Carlander che si sposta sul mancino, prova ad andare più verso il fondo, potrebbe anche pensare al cross, è in mezzo a due maglie, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Lotto. E allora inizio immediato con subito non un calcio d'angolo, una rimessa però in zona offensiva, col pallone già messo in mezzo, quasi buono per Deiana, lontana la difesa. Muggianu anticipato da Kevin di testa e si riparte allora con Mussa che prova ancora a verticalizzare, ancora Kevin a allontanare, poi piccolo disturbo per Lamin da parte dell'arbitro. L'Idolo che ancora non riesce a uscire, questa volta gamba troppo alta
per Moussa, e allora può prendere ossigeno l'idolo, che ha dovuto difendere in questo inizio di partita, ma che adesso ha l'occasione per impostare la sua prima azione. Gioca corto con Lamin, prova anche il passaggio per Pili che stava già inserendo, si chiedono anche un fallo di mano per Sale, tutto regolare. Riverticalizza invece il Barisardo, ancora duello tra Karlander e Kevin. Questa volta l'attaccante del Barisardo aveva la meglio perché prende il fallo. Ha qualcosa da ridire Kevin sulla decisione del direttore di gara. Karlander che però sembra averla sentita la botta, gli ha sfregato la testa, classico cenno di chi ha sentito il colpo. Per fortuna ovviamente nulla di che, punizione battuta dentro l'area, e c'è allora anche il primo intervento di Marongiu in questa partita, che lascia risistemare i suoi. Sa bene quanto non si possa sbagliare niente oggi, troppo importante contro un avversario imbattuto da 13 partite, che una settimana fa ha chiuso un girone intero di imbattibilità. L'ultima sconfitta infatti risale al match d'andata contro il Fonni. Dall'altra parte invece l'idolo è imbattuto a 12 partite, l'ultima sconfitta infatti è arrivata in casa sua proprio contro il Barisardo. Parità finita 2-1 con il gol di Muggianu, tra l'altro oggi ovviamente in campo titolare. Prova Lamin ad aprire adesso per Usai. Silla difende palla, vede l'inserimento, non riesce a giocarlo bene. Ruggio allora ringrazia, prova già a rimpostare il pallone toccato bene per Loi, che prova ad andare in avanti, non ci ha creduto abbastanza Muggianu. Alla fine però al Barisardo va comunque bene perché ottiene la rimessa laterale in zona tre quarti. Deiana che sceglie di andare con prudenza sui piedi di Moussa, che fa ripartire il Barisardo. Un'altra apertura di Milone che trova Ruggio che gioca dietro. Tentata poi la verticalizzazione, Karlander stava invece venendo in appoggio, non ha potuto nulla su questo lancio che viene effettuato anche da Marongiu, lungo a cercare Usai, può arrivarci il numero 8 degli ospiti ma non riesce nell'aggancio, comunque non semplice, soprattutto anche per la pressione di Moussa. Lui uomo ovunque per il Barisardo, adesso a destra nel terzetto difensivo, ma può veramente in base alle necessità coprire vari ruoli. Un elemento fondamentale per la capolista, che adesso però deve difendere dall'impostazione di Lamin, con l'idolo che ha alzato a destra il pallone nello spazio per Cocco, che alla fine lampeggia nel rimpallo e si ripartirà con Dumbuya. Arriva allora per lui il primo tocco quando siamo al quinto minuto di gioco. Ancora rinvio lungo, lotta Karlander, si fa vedere Lamin sulla seconda palla, il più rapido, gli scipa il pallone Karlander che deve difendere col fisico, resiste anche contro Usai, c'è vicino a lui Muggianu, alla fine l'ultimo tocco è il suo. E rimessa dunque per gli ospiti. Potrebbe andare lungo fascia Doha, cerca direttamente Pili, Sale, vede il fallo però, il fisico di Pili, a subirlo Moussa, adesso lo vedete a terra, bisogna capire se si è fatto male, come è caduto, si tocca la caviglia, lo sguardo allora attento e magari anche preoccupato di Giarolu.
che non vorrebbe perdere così presto un uomo così importante in una partita così importante. Arriva intanto il soccorso, mentre già si è schierato più avanti il Barisardo, che per adesso ha provato di più a cercare le verticalizzazioni con la fisicità dei due centravanti, con Mugiano che prova sempre a essere il primo riferimento là davanti. Karlander invece si muove di più, viene più incontro, ce l'ha nelle corde questo tipo di gioco. Dall'altra parte invece tutto gira per ora intorno a Lamin, che prova sempre a cercare il compagno libero. Ha provato poi 2 volte la verticalizzazione, sia a sinistra su Usai, si sta liberando, sia ovviamente per Pili. Certezza in attacco dell'Idolo, mentre Musa momentaneamente fuori per farsi medicare, e allora Ziani va a metterla in mezzo. Alla fine ancora una volta scappa il pallone a Marongiu, ma effettivamente va già bloccato con entrambe le mani la sfera, mentre qua Karlander ha spostato il pallone a gioco fermo e arriva subito Saladilli. Non ce n'è bisogno, la prossima è giallo. Mentre entra in campo Musa, l'intervento di Sale ha già messo in moto il pubblico di casa. Il lancio adesso che passa per Usai deve in qualche modo almeno bloccare l'azione di Iana, che riesce a sporcarla almeno al lato, con Doa che invece sale a prendersi la palla. Vicino a lui Loddo, c'è Silla più centrale verso di lui. Ancora Doa, prova a mettere direttamente dentro l'area, il pallone può essere pericoloso, deve uscire con i pugni Doumbouya per non rischiare. Riesce comunque a mettere palla a terra il Barisardo, e poi non benissimo Deiana, ha sentito la pressione, il rischio di poterla prendere, e allora si è accontentato di allontanare di qualche metro la minaccia. Ma Barisardo che accetta finora di non avere il controllo del pallone, di lasciarlo agli avversari, che hanno sicuramente più da perdere, perché in caso di parità sarebbe sicuramente un buon punto per il Barisardo, molto meno per l'Idolo. Barisardo che l'ultimo scontro diretto ce l'avrà all'ultima giornata contro il Tortolì, ma anche con un pareggio oggi potrebbe arrivare all'ultima giornata già come campione, già promosso in eccellenza. Ora seguiamo però l'azione dell'Idolo, il pallone non arriva a Silla in una gabbia celeste, prova poi a farla uscire, ma senza successo il Barisardo. E allora ancora sulla sinistra la rimessa per i bianchi, sempre con Doa, vicino a lui il Lamin. Silla ha scelto lui, riesce a giocare per Loddo, si gira, cerca Lamin, pallone corto, riesce a disturbarlo, troppo irruento però a discrezione di Sale. Lui che era andato allungandosi in anticipo, scivolando poi a travolto Lamin. Intervento visto da qui sicuramente non duro, però poi scivolando in effetti è stato scomposto. E allora punizione e magari anche occasione per metterla direttamente in area, magari nella zona di Silla, che adesso è un po' più largo a destra ma può andare dentro l'area. Arriva la battuta, Musa mette il suo piedone e permette al Barisardo di pensare alla ripartenza con l'esterno. Il lancio nello spazio può tenerla in campo Karlander, ha bisogno di aiuto però, può andare anche 1 contro 1. Karlander cerca direttamente Mugiano che controlla, può girarsi ancora Mugiano, va a passare contro l'avversario di troppo, poi lamenta un fallo Pili che urla tanto, poi però si rialza in fretta, mentre stava solo sistemando in teoria il pallone Kevin. Però anche qua bisogna capire
Karlander sarebbe andato verso la porta e questo è già un episodio chiave. Magari Sale aveva l'intenzione di fischiare prima di lasciare la battuta. Adesso si può giocare, ma sugli spalti è già iniziato l'attacco al direttore di gara quando sono passati 11 minuti di gioco. È chiaro che il clima sarà atteso per 90 minuti. Qua intanto di testa Lidolo allontana solo per un momento la minaccia. Ruggi si è spostato là sulla destra. Karlander prova a tenerla come può, è bloccata in mezzo a due. Loddo, arriva Karlander ancora con fallo. E ormai ad ogni fischio di Sale arriva anche la risposta del pubblico. Con la Minca aveva provato ad andare palla al piede, ma uomo a terra, gioco interrotto, e quando c'è l'uomo a terra bisogna aspettare il fischio dell'arbitro per riprendere. E quindi per la seconda volta ha chiamato il soccorso in campo per Karlander, che ha fatto il fallo, ha allungato la gamba, probabilmente ha preso prima la caviglia di Loddo, dove è stato Loddo, poi però ha avuto la peggio il numero 9 del Barisardo. Partita abbastanza spezzettata finora, sono già tanti fischi e non è passato neanche un quarto d'ora. L'augurio è quello che possano diminuire, perché così ne beneficerebbe il gioco, ovviamente, e lo spettacolo. Tra due delle migliori realtà di questo girone di promozione. Anche Karlander dovrà uscire fuori momentaneamente. Adesso si aspetta che esca Karlander e poi si potrà giocare. Arriva adesso il fischio, va con un lancio lungo Solis, che poi è solo un regalo a Dumbuya, mentre perde un pallone velenoso il Barisardo. Lamin può provare anche già a guardare in mezzo, sceglie il pallone nello spazio, non buono per Cocco, troppo lungo. È andata bene ai padroni di casa, gli uomini di Ciarolu, che stanno comunque tenendo bene in difesa, ma non stanno riuscendo a costruire vere occasioni in attacco. Lamenta un colpo Karlander, questa volta è tutto regolare per Sale. Recupera poi il pallone del Barisardo, l'1-2 non favorisce alla fine Ziani, ma comunque la rimessa con Ruggio che batte velocemente. Mugiano prova con l'esterno a far fuori De Solis dal controllo del pallone. Buono comunque il raddoppio. E allora Ziani, c'è Ruggio vicino a lui, arriva l'1-2. Male questa volta il pallone per Aro, ma anche la verticalizzazione per Usai non è stata eccellente. Tanti palloni sbagliati per ora, sta mancando qualcuno che dia un po' più di pulizia in regia in entrambe le formazioni. Mentre si risistema Doha, che va a cercare Pili, riesce a spizzare, non può trovare Usai. Allora Ruggiu cercare in verticale Mugello, non lo trova. Nuovo out, questa volta per il Barisardo, che ancora non ha mai provato veramente a impostare. Adesso il cambio completo di gioco da Deiana, non si era visto negli ultimi minuti, può giocare lui, fermato da dietro, conquista un calcio di punizione. Giro palla dunque dal Barisardo, Dumbuya, vicino a lui Musa, servito, si va a vedere anche Milone,
sceglie invece Ruggiu, 1-2 col suo capitano, nativo nello spazio. Muggiano aveva scelto di stare lungolinea, però Kevin sulla pressione di Karlander e con lì vicino anche Muggiano sceglie di non rischiare, concede la rimessa. E Barisardo che può provare da qui a riprendere il suo attacco con Milone che cerca Muggiano, male il controllo questa volta del vice capitano del Barisardo. Tanti errori tecnici comunque finora in una linea guida di partita che finora vede entrambe le formazioni non voler rischiare, tentare di attaccare ma senza mai scoprirsi. Una linea che chiaramente favorisce la capolista, che adesso sta provando ad affacciarsi invece sulla sinistra con Deiana. Il pallone nello spazio per Muggiano, la palla quasi passa, ma alla fine Maronciu a tenerla lì e ad andare subito anche al lancio lungo a cercare Silla che può lottare con fisico contro Mussà. Con il fisico Mussà è poi bravo con lucidità di testa ad alleggerire verso Doumbouya. Sempre in sicurezza il capitano del Barisardo, che per un secondo ha preoccupato tutti quando si è toccato a terra la caviglia. Tutto ok per lui, mentre Ruggi invece regala palla all'idolo con Lamin che a sua volta però ricambia il favore servendo Ziani. Poi ha provato invece lui a verticalizzare verso Karlander, troppo lungo, impossibile da raggiungere questo pallone. Ancora un lancio lungo, nuova lotta, sempre Mussà di testa sulla seconda palla, però Loddo prova ad andare poi a cercare nello spazio Usai, che invece si era fermato, tenuto molto bene dal solito Mussà. Dal quale sta riprendendo l'azione del Barisardo, che accenna un primo posto a palla in zona di rigore, poi si va sempre al cambio gioco, come stavolta verso Deiana. Letto bene però dall'idolo, che poi prende palla, poi la perde. Adesso lui, Karlander, prova a farla passare, c'è però il fallo, vantaggio che non si è concretizzato. E qua anche le prime proteste e anche l'avviso di Sale, che non accetterà probabilmente altri commenti che noi da qui non abbiamo potuto sentire. Non ci immaginiamo però qualche buona parola nei confronti del direttore di gara. Mentre il gioco è ripreso, lungo Milone, la spizzata di Muggiano non favorisce Ruggiu. Lui prova a simmicarla con il tacco, alla fine Mussà che deve dargli una mano, la perde però. Silla può giocare molto bene sulla destra, il pallone per la prima occasione per Cocco, decisivo Doumbouya in uscita, poi palla allontanata da Fanni. Ma che rischio che ha corso il Barisardo, bravissimo Silla a cercare Cocco, ma Doumbouya rapido sia con le gambe che con la testa in uscita a coprire più spazio possibile e si è fatto ipnotizzare. Cocco, è stata questa la prima vera occasione importante di questa partita, potrebbe arrivarne una adesso ma il controllo di Usai è difettoso. Prova ancora a giocare l'idolo, alla fine c'è fallo però e gioca immediatamente Barisardo a cercare Muggiano. Questo era un ottimo lancio, un ottimo assist per Muggiano, mentre arriva già il primo giallo, ma arriva dalla panchina per le proteste. Dovrebbe aver ammonito direttamente Mr. Ciarolu, non è stato chiarissimo, ma è andato molto sicuro Sale. È estratto il cartellino, aveva già avvisato. Comunque scegliendo la linea dura il direttore di gara,
in una gara che sta facendo comunque vedere abbastanza nervitesi, tanti interventi duri, mentre prova ad aiutarsi col fisico Lamin contro Deiana, che invece passa uno contro uno, va verso il fondo, alla fine viene chiuso, poi Marongiu non corre, rischia, allontana e si può dunque ripartire con Fanni che appoggia per Doumbouya. Al centro per Ziani, rischioso sulla pressione di Pili, ma passaggio ottimale. Ora Moussa cambia gioco, esce dalla zona più colma di maglie bianche. Deiana incespica un po' in mezzo a due, alla fine perde il pallone, prova a lottare anche da terra. Ha alzato questo pallone, alla fine è buono per Ruggiu, quando erano contro uno, cerca invece Muggianu, si lotta ancora e palla che alla fine è sulla destra per Moussa. Il controllo anche suo non perfetto, dà il tempo di tornare a Doha, che deve comunque accontentarsi di concedere la rimessa agli ospiti con Ziani che cerca direttamente dentro l'area. Palla ancora allontanata e nuovo duello. Silla bravo a sterzare e a mettere fuori tempo Moussa. Il pallone esce fuori, non è stata sua amica questa volta la linea laterale. Gioca adesso l'Idolo che prova a imbastire. 23esimo minuto, sempre 0-0 qui al Comunale Circillai. Questa volta il pallone nello spazio viene letto da Moussa, non può nulla Osai, ma un altro pallone rischioso giocato da Barisardo che perde ancora palla in zona tre quarti. Poi Ziani avrebbe recuperato, gioca invece il pallone per Silla, si è scaldato Doumbouya, Silla porta in vantaggio l'Idolo e 1-0 al 23esimo minuto di questo primo tempo. Al terzo pallone perso in maniera sciocca anche dalle Barisardo, è arrivata la punizione, è arrivato il gol di Silla, servito in maniera magistrale da Lamin. Silla prima supera Doumbouya e poi a porta vuota, non può sbagliare, in vantaggio gli ospiti. E adesso Barisardo che sarà obbligato a venire fuori, a attaccare con più uomini. Troppi errori però nella propria metà campo, con Ciarulu che deve trovare una soluzione a questo, che sia da un punto di vista tattico, che sia da un punto di vista mentale. Troppi regali, alla fine neanche Doumbouya ha voluto qualcosa, che anche stavolta è uscito, ha provato a fare il suo, ma ha trovato un Silla lucidissimo. E Barisardo che adesso imposta, ma deve assolutamente entrare in parità. Un altro errore di Ziani, il pallone nello spazio, stavolta troppo lungo per Silla, che aveva comunque una prateria per andare. È bastato fare due passi indietro, con un centrocampo forse troppo leggero dal punto di vista difensivo. E Idolo che invece è pienamente in partita, ha sofferto nel primo minuto, il primo assalto dei padroni di casa, poi pian piano ha messo palla a terra e ha cominciato a costruire, a fare la sua partita. Pallone che esce ancora, però la rimessa per gli ospiti. Il pallone giocato per Coco che passa bene, uno contro uno. Coco prova ad andare verso il fondo, disturbato da Fanni. Che fa il suo, guadagna la rimessa dal fondo. Ma questo è il momento dell'Idolo, probabilmente lo sa anche Lado, che chiederà ai suoi di insistere, di non accontentarsi di questo vantaggio, di provare a cercare, a trovare un raddoppio che sarebbe molto importante, soprattutto se magari trovato già nei primi 45 minuti. Al Barisardo invece trovare nuove soluzioni, mentre ancora lancio lungo
per Marongiu, di testa lontana del Barisardo. Si lotta poi con Lotto che prova a recuperare, poi c'è il fallo e allora può alzare il suo baricentro il Barisardo. A destra già Ruggiu chiamerebbe palla, il più largo di tutti. Anche Karlander chiama il servizio, la palla è per lui, prova come può, alla fine riesce anche a colpire di testa, sceglie di andare verso la porta. Facile per Marongiu, mentre è rimasto a terra dovrebbe essere Tessolis in questo caso, che si può rialzare, facendo anche d'intesa tra lui e Karlander, mentre Sale ha cercato un cenno dal suo assistente. Si può andare però. Doha prova a cercare Loddo, intervento di Ruggiu. Karlander chiuso e la rimessa alla fine è per l'Idolo, e si sente anche quella che è la reazione dei tifosi di casa, per niente soddisfatti della decisione del guardalinee. Ma c'è Doha col pallone che prova ad andare verso Pili, anticipa Moussa, un po' troppo irruento, fischio allora del direttore di gara. A terra Pili, va a sincerarsi le sue condizioni Moussa. Lamin va sul pallone con calma, lascia che si risistemino tutti. Pili va a trovare il suo spazio in avanti, il lancio è a sinistra per Usai, il controllo, ma c'era fuori gioco segnalato, come vedete dal guardalinee. Si può riprendere allora con Milone che pensa ad andare corto, lo fa andando però a Doumbouya, il meno marcato. Fanni per Loi che si gira, forse subisce fallo, sì, questa volta abbastanza evidente. E Ziani che sistema adesso la sfera. Ziani si abbassa nella linea di difensori per impostare, cerca Deiana, il pallone passa nella zona di Muggiano, alla fine l'ultimo tocco è di Kevin, allora calcio d'angolo, occasione dalla bandierina per il Barisardo, che adesso può far valere i centimetri di Muggiano e Karlander. Ci sono però anche Kevin, torna anche Silla a dare una mano, lo stesso De Solis, forte in marcatura. Arriva ora la battuta verso il cuore dell'area, in anticipo Silla su tutti, con Lamin che riparte e vorrebbe essere servito. L'azione invece personale di Lotto che cerca nello spazio Usai, tutto solo, posizione regolare, può andare 1 contro 1. Usai sul destro, cerca la conclusione, che si insacca, un bacino al palo ed è arrivato il 2-0. È il 2-0 dell'Idolo che su una ripartenza da calcio d'angolo trova il doppio vantaggio. Splendida apertura per Usai che controlla bene, fa 1 contro 1 e poi incrocia, forse quasi sorprendendo Doumbouya che magari se la sarebbe aspettata sul secondo palo. Inarrivabile la sfera, raso terra, colpisce il palo interno e si insacca alla mezz'ora. E 2-0 Idolo che vuole tenere vivo questo campionato, che sta punendo la miglior difesa del campionato, una squadra imbattuta per un girone intero. Che però fino a qui ha fatto vedere troppo poco, soprattutto per l'importanza di questa partita. Il lancio adesso, Karlander spizza, Muggiano spinto,
tutto regolare e questa volta viene il dubbio. Senza un replay è difficile chiaramente giudicare. Per chi ci segue in live può tornare indietro in verità con la riproduzione, almeno a rivedere l'immagine, ma dobbiamo essere concentrati perché sta ripartendo l'idolo sulla destra, il pallone per Cocco che potrebbe mettere in mezzo, dove c'è anche Lamin fermato, regolare anche qua, stesso metro di giudizio da un'area all'altra. Quasi come dire, è successo da una parte, uguale anche dall'altra, quasi a compensare, mentre questa volta l'intervento falloso è più netto da parte di De Solis e punizione dalla tre quarti. Ma il clima è caldissimo, ce lo aspettavamo chiaramente, per un pubblico che sta soffrendo ovviamente anche lo svantaggio, che vorrebbe vedere la reazione del Barisardo. Mentre in panchina arrivano già movimenti in due a scaldarsi, chissà che non possono arrivare cambi a fine primo tempo o magari anche prima. Sicuramente non è e non può essere soddisfatto Ciarolu, non può essere come Ladu, partita tatticamente letta perfettamente, ma adesso c'è da difendere perché c'è una buona punizione. Prepara anche la barriera Marongiu. Ok, saltatori, vediamo se sceglie di alzare e andare a metterla con la forza verso il cuore dell'area. La palla rimbalza, pericolosissima davanti a Marongiu che l'ha toccata secondo Sale, e allora sarà calcio d'angolo, ma rimbalzo velenosissimo, rimbalzo che è arrivato dove c'è il sintetico più nuovo, nel quadrato dentro l'area piccola, che aveva messo completamente fuori gioco Marongiu. È andata bene all'idolo, ma che deve ancora difendere. Il Barisardo deve sfruttarla questa occasione se vuole tornare in partita prima della fine del primo tempo. Buono l'angolo, Marongiu non benissimo, ma riesce comunque a allontanarla. Poi non riesce Usai a evitare la rimessa per il Barisardo. Milone pronto già a rimetterla dentro l'area, Carlander va a spizzarla, c'è Pili dietro di lui che tocca morbido per Usai, tiene il pallone in campo, va con la coscia, si allunga ancora, il pallone forse è buono, lascia giocare per il vantaggio, la palla poi esce al lato e allora il primo cartellino anche in campo per Ziani. Il pubblico non ci sta, adesso è una bolgia veramente adesso, chiede spiegazioni Mussa, capitano, mentre resta a terra Usai. Chiama anche il soccorso, Sale, poi Pili e Loddo dicono alla panchina guardate che non se ne sarebbe bisogno, ma ormai il soccorso chiamato, allora arriva l'intervento, lo vedete arrivare con ghiaccio e acqua, ma Usai si è già rialzato, il colpo c'è stato, bisogna capire quanto influente anche per l'azione, perché come non ce l'ha fatta Coco, neanche Usai avrebbe francamente potuto raggiungerlo questo pallone. Ma è chiaro che ora il Barisardo non può perdere la testa, il momento non è facile ovviamente, ma deve stare in partita con la testa. Qua servono anche le azioni dei leader, da Musa a Carlander a Muggiano ovviamente, anche a Milone. Può andare adesso però Cocco alla battuta per la punizione. Sono tutti rischiarati, c'è Usai vicino ma marcato da Ruggiu. Carlander unico uomo a disturbare la traiettoria della sfera. Arriva il cross interessante, sbuca Pili
più pronta per la difesa, poi sbaglia invece Ziani, non eccellente fino a qui. Il pallone poi esce, l'ultimo tocco è di una maglia celeste, anzi no. In un primo momento è arrivata la segnalazione a favore dell'Idolo, poi cambiata e allora palla giocata verso Karlander ma colpita da Usai, che poi si accontenta della rimessa. Meno di 10 minuti alla fine del primo tempo e 2-0 il risultato per l'Idolo. Decidono Silla e Usai. Idolo che vuole approfittare di questo momento. Pili la gira subito dentro l'area, non può niente però Coco, e Doumbouya accoglie tra le sue mani la sfera per far ripartire subito i suoi sulla sinistra. Il lancio lungo, questa volta De Solis prova a alleggerire verso il lato. Karlander non vuole la rimessa, vuole giocare il pallone. Aro, Loi fermato regolarmente però da Lamin. Pili allora, Silla, parte Lamin a destra però si libera Lotto, servito, prova poi a metterla nello spazio credendo magari nell'inserimento di Coco, non trovato. E allora a destra invece, nella sua destra parte il Barisardo. Non va l'1-2 tra Musa e Ruggio, poi torna Ruggio sulla sfera, evita Lamin, il pallone per Muggiano che può mettere in mezzo. Fondamentale De Solis, ancora Muggianu in un secondo momento, chiuso da Kevin. Nuovo angolo. Salgono allora i saltatori. 38esimo minuto. Aspetta la palla Ruggio, i giovanissimi raccattapalle che la recuperano. La palla alla fine arriva dalle panchine. Chiama lo schema il numero 10. Forte sul primo palo, la palla passa e alla fine allontanata. Coco prova a lottare ma commettendo fallo, ha usato troppo il braccio destro, abbastanza evidente. E Ziani che si sistema la sfera, probabilmente la palla sarà messa in mezzo in fretta, invece non viene allargata. Fanni perde palla, un'altra palla persa, pericolosa. Non riesce però a ripartire con velocità Silla, che poi alla fine conquista soltanto la rimessa. Questa volta al Barisardo va bene perché aveva perso un altro pallone velenoso e c'era il rischio di un 3 contro 3. Con calma adesso l'Idolo, con Lotto, Lamin. Alla fine sbaglia Lamin, è convinto che lui vada sul pallone, invece capisce che può lasciarla scorrere, così fa. Dalla rimessa si lotta, la palla messa avanti più volte, ma si rimane all'altezza del centrocampo. Stavolta non benissimo Doa, ma Loddo riesce a metterci un'altra volta il piede. Musa adesso, lui che la mette giù, pressato, pulisce però Milone, anche lui attaccato. C'è Pili in quella zona, ma riesce adesso a fraseggiare molto bene Ziani. Sterza 2 volte, deve cercare un compagno dei Karlander, sempre in appoggio. Sbaglia il tocco però Karlander, arriva a dare una mano Aro, che poi è fermato, si gioca, prova anche la conclusione. Ziani di forza col mancino, con l'uomo ancora a terra. Palla poi messa fuori da Marongio, che aveva bloccato comunque attentamente il tiro di Ziani. Anche Musa a dire qualcosa, come per dire anche questo è un intervento abbastanza duro. Probabilmente ha chiesto anche il giallo, in effetti è abbastanza in ritardo l'intervento. Poi si riprende con la palla 2, quindi probabilmente non si è sentito, ma deve aver fischiato prima che Marongio mettesse via al lato la sfera, altrimenti si tratterebbe di un errore tecnico. Ma si gioca ancora perché ci sono ancora 5 minuti, probabilmente anche recupero in questo primo tempo, con Lamin che perde il pallone. Cercata un'altra verticalizzazione, questa volta in zona Karlander, addirittura esce fuori dall'area Marongio, ma troppe verticalizzazioni, troppi lanci,
troppo poco a livello tecnico dalle Barisardo, che non riesce a venirne fuori con i centrocampisti. Si rifà troppo questi lanci verso gli attaccanti che si hanno fisico ma sono ben marcati finora. E arriva un rosso in panchina intanto. Rosso, un collaboratore di Ciarolu, in un rapporto già difficile, già compromesso nei primi minuti tra panchina del Barisardo e Federico Sale. Però questo non fa bene ai padroni di casa, che devono trovare la testa. Probabilmente servirà, e come, la pausa del primo tempo per rimettere a posto le idee, perché in questo momento non sembra esserci quella reazione che invece servirebbe. Si prepara a battere la punizione l'idolo. Guarda i blocchi al limite dell'area. Sale, la battuta arriva adesso lunga al secondo palo. Di testa sponda di Usai, Silla, poi in ultimo allontana Ruggiu. E poi fuori gioco di Silla. Abbastanza evidente questa volta, non protesta lui, ma era anche già ferma la difesa del Barisardo, che prova a gestire palla adesso. Mussa, ormai più un terzino, dovrebbe essere ormai proprio a 4 già da qualche minuto, probabilmente già dopo il 2-0. Milone, Fanni prova a metterla a lunga, zona Muggiano. La palla poi nel rimpallo viene allontanata da De Solis. Prova a renderla ancora giocabile Ruggiu con troppa fretta, forza. Alla fine Kevin esce di forza e anticipa tutti senza troppi pensieri. Calcione e pericolo allontanato. 44esimo minuto, siamo quasi all'ultimo del tempo regolamentare. Vedremo se ci sarà e quanto sarà il recupero. Ancora rimpalli al limite, ma non riescono mai Carlander o Muggiano ad avere il guizzo giusto, ma neanche il pallone giusto. Ci prova la Deiana, allarga, attenzione, 1 contro 1, arriva anche la conclusione alta al 44esimo. Ci ha provato Muggiano, che è riuscito stavolta a partire slacciato da quella che fino a qui è stata una marcatura sempre molto presente. È andato con il destro dopo un buon doppio passo, non ha trovato però lo specchio della porta. Mussa di testa adesso, allontana ancora Fanni, trova Muggiano che cerca di renderlo giocabile questo pallone, più sperando nella cavalcata di Deiana, che invece era ancora a fianco a lui, non ha potuto nulla. Ma troppe volte questi lanci, queste verticalizzazioni sono diventate cioccolatini per Marongiu, mentre il pallone passa. C'è fallo questa volta, ha fischiato il fallo Sale su Milone, che si alza adesso. Ma pallone già giocato. Aro, c'è Ruggiu che vuole la palla, il lancio è per Muggiano, di testa Doa, mette al lato, Ruggiu a fretta. Per ora è finito il tempo regolamentare, probabilmente ha lasciato almeno un minuto, però Sale gioca allora Aro, che cerca movimento, prova a allargarsi Ruggiu, troppo tardi ormai perché riparte da dietro Aro. Mussa guarda a lungo, il tempo è poco. Ruggiu, ancora Ruggi in mezzo a 3, chiuso, Silla può ripartire.
aspetta un po', poi gioca per Coco che arriva in velocità sul destro. Coco cerca la conclusione, smorzata, facile per Doumbouya che non ci pensa due volte a provare il lancio verso Deiana. Questa volta buono servizio per Karlander, la fa sfilare, il tacco poi di Muggianu, fuori gioco di rientro del numero 7. E questa sarebbe stata una buona azione in 3 tocchi. È arrivato in area, ma Muggianu è partito in posizione irregolare. E nuovamente palla ai piedi di Marongiu. E adesso lascia battere, andrà a lungo ovviamente Marongiu. Sulla sinistra Fanni a avere la meglio su Silla. Deiana tiene palla sulla linea, c'è fallo. Continua ad andare il tempo. Purtroppo non ci siamo accorti di quella che è stata la segnalazione di Sale sul recupero, ma difficilmente si andrà oltre 2 minuti, massimo 3. Ora Deiana però prova a cercare Muggianu, una buona occasione per Muggianu che aveva messo giù il pallone. Anche questa volta è arrivata la segnalazione di fuorigioco, forse con poco coraggio Deiana che avrebbe potuto anche cercare la porta. La posizione era interessante. Nuovamente lungo però Marongiu, saltato anche Musa, la palla sarebbe stata buona per Usai, c'è fallo però di Pili su Musa, o forse fuori gioco di Usai, si è partiti da quella zona, ma non c'è più tempo. Squadre che vanno negli spogliatoi con il risultato di 2-0, decidono per l'Idolo i gol di Silla e di Usai. Noi adesso vi lasciamo per una breve pausa, ma torniamo qui tra poco per il secondo tempo di Barisardo Idolo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
Bentornati al Comunale Circillai, dove sta per incominciare il secondo tempo di Barisardo Idolo. Dopo i primi 45 minuti sono in vantaggio gli ospiti grazie ai gol di Silla e di Usai. Un Barisardo che ha sofferto tanto e che potrebbe presto fare dei cambi. Per adesso gli unici sembrano confermati sia da una parte che dall'altra, e allora ne approfittiamo anche per ricordarveli. Padroni di casa in campo con una difesa a 3, un 3-5-2, Dumbuya tra i pali, poi Musa, Fanni, Milone, centrocampo Aro, Ziani, sui lati Deiana, Ruggio, poi in attacco Carlander e Muggiano, alle loro spalle Loi che fa un po' da filtro. Dall'altra parte un 4-4-2 con Pili più abbassato, in porta Marongiu, centrali Kevin e Doa, terzini invece Lotto e De Solis, anzi De Solis centrale, Doa in verità terzino sinistro, mentre bisogna riprendere, rifare la battuta. Centrocampo giocano Loddo e Lamin. In avanti invece dietro la punta Silla, Cocco, Pili e Usai. Questa volta si può andare veramente. Barisardo chiamato a rifarsi per non perdere la sua imbattibilità, ma soprattutto per spegnere ogni speranza di rimonta dell'Idolo, che lo ricordiamo vincendo andrebbe momentaneamente a -7, ma mercoledì potrebbe andare addirittura a -4 in caso di vittoria del recupero in casa contro il Tonara. Vincendo invece il Barisardo potrebbe addirittura mettere fine a questo campionato già settimana prossima. Per fare questo discorso serve una grande rimonta. Ha provato intanto già ad andare più offensivo in quella che ormai è più una difesa a 4, non più una difesa a 3, con Fanni che è diventato terzino sinistro, Musa terzino destro. Deiana e Ruggio ormai sono molto alti. Tanto la rimessa battuta, prova a cambiare gioco Lamin, aveva cercato Lotto, ha subito però fallo e allora Idolo che può ripartire con un calcio di punizione. Bisognerà capire quanto è stato importante l'intervallo, soprattutto per la testa del Barisardo, che era molto nervosa a fine primo tempo, un po' per qualche discrepanza con le decisioni dell'arbitro, ricordiamo il signor Federico Sale, mentre seguiamo anche l'azione con l'attacco a destra e il controllo che riesce Cocco a tenere la palla, a dribblare, a cercare uno spazio, poi a subire il fallo, questa volta abbastanza evidente di Deiana. Barisardo che è rientrato in campo molto prima rispetto all'avversario, quasi come a dimostrare la voglia di ricominciare, la voglia di combattere, di provare almeno a trovare la parità. Non sarà facile chiaramente, perché l'Idolo ha tutta l'intenzione di continuare ad attaccare, di continuare a combattere, perché sa quanto è importante questa vittoria, quanto lo sarebbe. È pronto a battere proprio Cocco questa punizione. Occhi ai saltatori, parte dietro Kevin, c'è Silla più sul secondo palo, si muove tanto invece Lamin, nessuno addosso a Dumbuya per evitare il fuorigioco. Arriva la battuta forte sul primo palo, allontanata al lato la sfera, ma resta avanti l'Idolo che aspetta l'arrivo di Lotto, che da terzino va a incaricarsi della battuta. Vicino a lui Pili che viene incontro alla fine del pallone, però non è per lui, gioca comunque la squadra in bianco, prova a girarsi, poi alla fine subisce il fallo Cocco. Questa volta forse un po' ingenuo Fanni, le intenzioni del numero 7 dell'Idolo erano abbastanza chiare, e allora punizione ancora molto interessante quando sono passati i primi 3 minuti di questa ripresa. Si avvicina al limite dell'area Loddo, per il resto tutti verso il cuore. Occhio anche a Kevin che proverà ad arrivare magari con un terzo tempo
Ha preparato ormai la sua barriera a Doumbouya. Ci sono Rungiu e Deiana. Arriva adesso il fischio. Pallone direttamente sulla porta. Ha provato a sorprendere Doumbouya, che invece era rimasto nello specchio. Palla comunque che non si è abbassata. E allora si riprenderà con la rimessa dal fondo. Milone. Mussa con qualche rischio per Doumbouya, che si mette in mezzo a territorio, poi regala un pallone che controlla male Coco, ma su questi errori sta costruendo la sua vittoria all'idolo. Poi fallo di Lotto probabilmente su Deiana, sicuramente l'ha disturbato nella corsa. Poi Coco provato a lanciare in verticale Pili, non l'ha trovato, ma adesso è ricominciato il canto del pubblico contro il direttore di gara. Adesso Pili, però l'apertura a sinistra per Osai, che può mettere il cross. Mussa allontana, vediamo se riprova Osai, che aspetta, prova il tacco, alla fine la palla rimane sui suoi piedi. La giocata non riuscita, ma che alla fine ha comunque concesso di provare il cross dentro l'area. Non ha trovato Silla, palla troppo alta. Mentre arriva il primo cambio, esce lui. Riscaldamento iniziato già nel primo tempo per Haimi, che entra in campo mentre nervosissimo. Adesso lui che entra allora in campo. Haimi che ha segnato nell'ultimo turno, nel 2-2 contro il Fondi, ha segno anche Ruggiu. Vediamo se il suo ingresso potrà dare nuova verve, lui che è più un esterno. Sul duello stavolta alla fine il fallo lo commette proprio il nuovo entrato, che resta più centrocampo alle spalle dei due attaccanti che ancora non hanno visto il pallone. Chissà che non possano vederlo tra poco con l'azione del Barisardo. Conaro fermato, molto duro questa volta da Cocco. È giallo inevitabile, ha rischiato anche qualcosa in più, mi viene da dire, perché l'intervento è completamente in ritardo, completamente senza senso. Non poteva assolutamente arrivare. Non c'era un'azione veramente pericolosa. Ha scalciato proprio l'avversario. Aro si alza comunque, non ha subito troppo il colpo. Fallo anche inutile per il momento, la sua squadra in vantaggio di 2 reti. Ma insomma è una gara abbastanza nervosa, come ci si poteva aspettare, vista l'importanza. Il lancio lungo questa volta non va a buon fine, non può farci nulla Milone, che aveva provato a salire. Si abbassa adesso invece la squadra di casa. Chissà cosa avrà detto Ciarolo negli spogliatoi suoi. Tanto di testa Haimi, sulla seconda palla meglio l'idolo, poi Cocco in mezzo a 2, subisce il fallo, ma adesso Cocco dopo l'ultimo intervento ha guadagnato l'antipatia del pubblico di casa, che lo aggiunge alla lista dei nemici di giornata dopo l'arbitro Sale, che si sincera delle condizioni di Cocco adesso, che però si sta già rialzando, allora si può giocare. Palla affidata all'Otto, che probabilmente andrà subito da Lamin, metronomo dell'idolo. Adesso però direttamente con lancio nella zona di Silla, non trovato. Deiana difende palla contro Cocco, che usa il fisico, permette a Lamin di giocare. Poi Aro, la palla resta ancora in campo sul rimpallo, ma è del Barisardo
che ha aspettato che uscisse, e cambio fallo. Troppo frettoloso Fanni, ma abbastanza visibile l'errore. E questi sono errori che possono anche pesare. Ne ha fatti troppi Gil Barisardo, non sulle rimesse ma in questa zona di campo, nella sua tre quarti, con l'Idolo che allora ha palla in avanti. Cercato Pili, alla fine è Cocco che va ancora a provare almeno a guadagnare la rimessa. Questa volta la meglio Fanni su di lui, che va a cercare Aro, spizza di testa, si rimane in una zona pericolosa. Alla fine Lotto, Cocco cerca Silla, palla toccata per ultima dal centravanti dell'Idolo, rimessa già votata dal Barisardo, non la tocca Carlander, la tocca invece Lamin che lascia battere la rimessa per Haimi, disturbato da Kevin in maniera regolare. Poi De Solis protegge con fisico la rimessa dal fondo, affidata dunque a Marongiu. Quando ci addentriamo nell'11° minuto, sono ormai passati i primi 10 di questo secondo tempo, più comunque a favore dell'Idolo. Barisardo che non sta riuscendo a portare avanti più uomini, a costruire azioni, ci sta però provando adesso. Carlander mette giù con la coscia, cerca l'apertura tutta dall'altra parte, non semplice per Deiana, che riesce comunque a arrivare a provare a metterla giù, si gira molto bene mentre viene fermato e conquista allora un buon calcio di punizione, il massimo, perché non era facile né controllarla questa palla né resistere alla doppia pressione. Molto bravo Deiana in questa occasione. E calcio di punizione che verrà probabilmente messo direttamente nel mucchio, dove c'è Muggianu, dove c'è Mussà, si fa vedere anche Milone. Carlander va a prendersi più il primo palo, arriverà la battuta per Carlander, la palla resta in zona di Deiana, Murato però, e poi Usai allontana, ma si resta nella metà campo dell'Idolo. Deiana, vivo adesso il numero 8, prova anche a rimetterla in mezzo, mette il piede Kevin, arriva però Muggianu che cerca la porta. Marongi in due tempi dice di no, ma si è fatto vedere il Barisardo che prende gli applausi e dimostra di esserci ancora in questa partita. Ma è così che deve lavorare, costruirle più palla a terra queste azioni e poi provare dopo con il cross a sfruttare il fisico dei suoi due attaccanti, che potrebbero riprovarci adesso con Ruggiu che non riesce a avere la palla, ci pensa Poiara a recuperarla nello spazio buono per Muggianu, esce Marongiu, alla fine fuori gioco, chiamata al limite, difficile a giudicare da qui, potrebbe esserci stato anche il fuorigioco, non è chiaramente contento Muggianu, anche in questi casi servirebbe più la tecnologia per poter sapere la verità. A noi invece non resta che affidarci alle scelte di Sale e di due assistenti, lo ricordiamo, il signor Nura di Sassari, Carboni di Ozieri. Ora il gioco è ripreso, il pallone passa, Fanni allontana, Loddo prova a gestirla, non bene però, con la Rabona Muggianu, ma non trova Ruggiu, bella da vedere la Rabona, alla fine non efficace e alla fine la palla è dell'Idolo e allora nuova reazione furiosa, addirittura fallo di Haimi, forse troppo fiscale come fischio. Sarà Kevin a battere, che non ci pensa due volte, va a lungo ma colpisce malissimo. Poi si mette meglio il calzettone in tutto, ma ha sprecato la posizione di Galandola, ma ha sbagliato anche il Barisardo. Silla ha avuto il tempo per calciare, si è fatto poi chiudere da Mussà, ma un altro regalo della difesa del Barisardo che ne ha fatti troppi, fin qui continua a farne, che dovrebbe cercare di portare più avanti questo giro palla, dove i rischi sono più permessi
su questo rinvio invece Kevin, questa volta molto preciso, più bravo con la testa che con i piedi questa volta. L'inserimento con Usai che va a passare, anzi si è trattato di Lotto che ha fatto la sovrapposizione su Usai, ma sta già giocando il Barisardo con Moussa. Per un secondo viene incontro a lui Deiana, alla fine lancia nello spazio a cercare Haimi, si avvicina anche Karlander in zona, obbligato Do a fare quello che può, concede la rimessa quando siamo al 15° minuto del secondo tempo. Haimi mette in mezzo, colpo di testa di Muggianu, la difesa rischiosa di Kevin, ma alla fine efficace, mentre rimane a terra Karlander, poi si mette a terra anche Kevin. Karlander che lamenta un colpo, credo, alla bocca dello stomaco, come è andato addosso a Kevin. Per quanto riguarda il numero 2, non saprei dire, forse alla schiena, si tocca lì adesso, anche lui comunque magari il colpo l'ha sentito. Gara comunque a ritmi poco elevati. Il rinvio lungo, prova a girarla Silla che non riesce neanche ad andare sul pallone perché va su lui molto bene Aro. Poi il possesso è di nuovo dell'Idolo, colpito Kevin che lamenta il calcio di Haimi. E allora nuovo fallo, nuovamente gioco interrotto in una gara molto spezzettata. Nuova punizione, questa volta non va Kevin, si incarica Lotto va a cercare direttamente Pili dentro l'area, il pallone toccato penso da Aro prima, poi allontanato dalla difesa. Karlander riesce a toccarla per Ruggiu che va a passare trattenuto, arriverà il giallo inevitabile. Non protesta ovviamente Lotto, troppo netta questa trattenuta, si gioca così il giallo, questa volta molto più sensato perché Ruggiu aveva spezzato la linea, aveva creato la superiorità e poteva nascere un buon contropiede. Si dovrà invece ripartire da centrocampo con Milone che lo vedete è salito, anzi Milone è rimasto qua e Moussa che è salito. Ziani invece prova a metterla proprio per Moussa che prova a fare la sponda, è buona in mezzo per Karlander che impatta la sfera ma controtempo e poi forza troppo alle braccia, ma si gioca il cross ancora in mezzo, non ci arriva Deiana, non può arrivarci neanche Moussa, la palla però è nella zona di Usai, di testa allontana lui, poi Pili riesce in qualche modo a prendersi un calcio di punizione molto importante, ma ancora una volta quando la palla la mettono in mezzo dal fondo arrivano i pericoli. Il giallo questa volta invece che vedete estratto per Milone. Ottima comunque la sponda di Moussa per Karlander che stacca ma è controtempo, salta all'indietro, troppo difficile a quel punto mirare con la testa. Poi era riuscito anche a recuperare palla, a rimetterla in mezzo, ma senza riuscire a trovare nessuno. C'era soltanto Deiana in buona posizione, il più basso, tutti gli uomini offensivi dei padroni di casa che possono ripartire ancora con Aro che aspetta a controllarla, la perde contro Cocco ma alla fine ancora il Barisardo, l'apertura è per Deiana. Doa protegge l'uscita di Marongiu che prima la controlla poi con calma la tiene tra le mani con De Solis che chiaramente dice vai lungo perché c'è Silla che questa volta perde contro Milone.
Ora a centrocampo Lamin sopra Aimi con fallo. Attacca adesso il Barisardo che sbaglia, ma bisognava ancora battere perché bisognava aspettare il fischio del direttore di gara. Graziato Ziani che aveva sbagliato nel passaggio. Questa volta si va direttamente in lungo. Muggiano stacca contro Kevin. Alla fine Maron giù, prende la palla dentro la sua area e aspetta ancora per andare lungo. Se lo può permettere. L'Idolo sta vincendo 2-0, lo ricordiamo, al 20° minuto con i gol di Silla e di Usai. Adesso Fanni riesce a liberarsi Muggiano sul tocco di Aimi. Alla fine chiude la difesa. Aro difende ancora. Alla fine arriva davanti a lui Pili che poi con furbizia si prende la punizione. Esulta anche tanto, ma ancora una volta Aimi troppo irruento. Ne ha già fatti tanti di falli e lui dovrebbe essere uno di quelli entrato più a mente lucida. Lui non l'ha vissuto in campo il primo tempo. Troppo caldo invece, troppo frettoloso. Invece il tempo c'è ancora, ci sono 25 minuti più recupero. Basterebbe un gol per poi aprirla fino all'ultimo secondo. È fondamentale per gli uomini di Ciarolu mantenere la calma. Dall'altro invece poche correzioni tattiche per l'Adu, che sta avendo i suoi, giocarla come devono, anche con un po' di provocazione. In mezzo a 3, questa volta Aimi a conquistare una punizione e allora va via, ovviamente sale. Aro va a battere subito con qualche rischio. Silla, Milone lucido, serve Ziani che poi deve allontanarla da Pili. Buono lo scambio, buono il fraseggio questa volta, nato da un passaggio rischiosissimo, ma c'è Aro. Ruggi vorrebbe palla, Aro vorrebbe andare da solo sul destro, guarda dentro l'area per Muggianu, non trovato. E forse questa volta sarebbe stato meglio servire Ruggio che ha avuto lo spazio. Chiama ancora la palla Ruggio, ma Fanni vuole andare subito dall'altra parte per trovare Deiana. E qua viene il dubbio perché stavolta la posizione di partenza di Deiana sembrava essere regolare. Dovrebbe essere parito dietro, forse in avanti Carlander, ma si disinteressa del cross, non salta. A quel punto l'azione la fa Deiana. Sale invece, si fida del suo assistente e fischia mentre è arrivato anche il giallo, ma credo per De Solis, non per Carlander. Probabilmente qualche parola di troppo anche per lui. Mentre movimenti nelle due panchine. Vedremo quali saranno i prossimi cambi, mentre su questa punizione riesce Silla a spizzare, poi torna proprio Silla, lascia invece a Cocco che cerca il mancino, che si spegne sul fondo, controllato comunque da Dumbuya, che pensa per un secondo anche a intervenire, poi invece lascia scorrere la palla e va adesso a battere subito per Milone, che decide di andare per Aimi. La palla arriva a Muggiano che riesce a spizzare. Non possono arrivarci né Carlander né Ruggiu. Dopodiché Kevin non vuole correre rischi, butta al lato e si ritrova lì il Barisardo, che ha costruito qualcosa in questa ripresa. Poco però per una squadra che deve recuperare 2 gol, poco per una squadra che ha il miglior attacco e la miglior difesa di questo campionato. Merito di questo anche all'Idolo, che l'ha letta perfettamente dal punto di vista tattico. Fino a qui tutte azzeccate le scelte di Ladu, che adesso ovviamente prima o poi penserà anche ai cambi, ma in questi casi insomma si aspetta che qualcuno proprio non ce la faccia, perché per i suoi uomini nessuno insomma sta deludendo tanto da dover essere sostituito prima che manchino le forze. Deiana adesso
Aimi scambia ancora con Deiana, cerca un po' rischiando Aro, che riesce a pulire per Milone, che cerca il cambio sulla destra dove può arrivare Ziani, che può andare via con un sombrero, col fisico poi guadagna il calcio d'angolo e va bene così comunque per il Barisardo, che può provarci dalla bandierina. 24 minuti di gioco del secondo tempo, abbiamo superato la metà e c'è un'occasione dalla bandierina. Cross in mezzo, la palla passa e alla fine è allontanata da Pili, di testa poi Ruggiu, gioca ancora il Barisardo. Aro, l'uomo più arretrato, può allargare tutto, lo fa benissimo e trova Milone. Fanni controlla, può mettere in mezzo, arriva il cross, Kevin schiaccia male però Aimi non riesce a rendere ancora giocabile la sfera e Silla va a pressare su Ziani, che non corre rischi, torna da Doumbouya, pressato ancora da Silla. Pressing però solitario col pallone, adesso ha giocato sulla destra in posizione regolare, può attaccare. Allora adesso Mugiano che entra in aria, va col mancino, schizza il pallone che scappa Marongiu e poi Kevin, aiutato anche da De Solis, aveva lasciato scappare il pallone Marongiu mentre ci prova dal lontano Aro. Alla fine si spegne sul fondo questo tiro, ma stavolta è importantissimo Kevin a immolarsi, a mettersi davanti a tutti, a evitare che un errore del suo portiere diventasse il gol dell'1-2. Ma sta pian piano costruendo sempre più pericolo il Barisardo, non può rilassarsi l'idolo. Il 2-0 è un risultato importante ma che non dà certezze. Ci sono ancora più di 20 minuti da giocare, considerando anche il recupero. Mentre l'abbiamo visto adesso sale andare in mezzo, venire in mezzo a richiamare i suoi. Lancio lungo dove va Mussa, Diana interviene ma regalandola all'Oddo, che alla fine sul rimpallo guadagna la rimessa. Toa con le mani, vicino a lui Pili, non scelto, scelto Silla, che poi viene un po' abbracciato, non abbastanza per essere fallo. Ziani in mezzo al traffico, gioca molto bene per Aimi, che ha un po' di spazio per cercare Karlander, cercato male, ma per fortuna sua c'è il calcio di punizione e il Barisardo resta avanti, disturbato Aimi al momento del passaggio. Nuova occasione per metterla in mezzo allora, con Ziani che è già lì, a fianco a lui Aro. Vediamo se riproveranno come prima a cercare l'uomo più largo. Musa stavolta sta più al centro. Ruggiu si allontana ma anche lui rimane comunque in zona centrale. Nessuno si allarga per provare magari a ricevere un pallone. Forse Deiana lo farà all'ultimo. Verso il centro Ziani, che ha cercato il movimento di Musa. Alla fine invece la palla va dritta tra le mani di Marongiu, che lascia allontanare i suoi compagni e aspetta che si sistemino. Poi però anticipa il rinvio, questa volta sbaglia perché serve Fanni, che non è bravo però ad approfittarne. La palla torna a lui dopo il tocco di Lamin e imposta il Barisardo dal basso con Milone. Il tocco di Ziani è un regalo a Lamin, che vede dall'altra parte con una splendida apertura Coco, che manca il primo aggancio. Arriva in un secondo momento, va sul mancino, si accentra, può vedere la porta, tiro murato, poi Lodo, colpo di testa pericolosissimo col salvataggio di Doumbouya. Con Musa un passo da fare, un autogol clamoroso. Doumbouya si è dovuto allungare come più ha potuto, ma si gioca ancora con Cocco, è tutto regolare, la palla passa, Lamin, Doumbouya, ancora Doumbouya, poi la rovesciata per il 3-0, è tutto regolare, ha segnato Cocco, che probabilmente al 29esimo chiude i giochi con un super gol. Neanche un super Doumbouya stavolta ha potuto evitare la rete. Con la cilena Cocco
trova il gol che probabilmente manda a KO il Barisardo, che regala probabilmente la rivincita all'Idolo dopo la sconfitta dell'andata, ma soprattutto che può tenere aperto questo campionato fino alla fine. Nel miglior momento del Barisardo, nel quale era venuto fuori, ha trovato il gol l'Idolo, ma ancora una volta da un errore a centrocampo, tutto nato dal passaggio sbagliato Tiziani. Da lì Lamin ha costruito l'azione, l'apertura per Cocco, poi 2 volte miracoloso Doumbouya ha fatto quello che poteva, non ha potuto nulla sulla rovesciata di Cocco, che probabilmente a fine partita andrà a rivedere le nostre immagini, andrà sulla nostra pagina di Diretta Sport per potersi rivedere, perché insomma un gol in fuorigioco, un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Mentre il Barisardo ha riprovato già con un lancio nella zona di Muggianu, mentre il calcio di Muggianu è rosso, clamoroso. In un minuto un segno di KO mentale del Barisardo, quando manca un quarto d'ora alla fine. Il rosso di Muggianu, sciocco con il calcio su Marongiu, chiama i soccorsi, sale, ma un gesto che non ci stava questa volta. Sciocco soprattutto in vista di prossimi impegni, perché è vero che perdi oggi una partita che fa male, che puoi aprire il campionato, però poi sei primo in classifica, hai gli altri impegni e ancora 4 partite da giocare, e invece adesso ne salterai almeno 2 e togli così alla tua squadra giocatori molto importanti. Adesso vediamo movimento invece nelle 2 panchine, tra chi beve ma tra chi potrebbe entrare. Probabilmente il lato sarà più tranquillo a preparare i cambi adesso. Vedremo come si comporterà invece Ciarolu. In una gara ormai in pugno per l'Idolo. Che adesso è delusione nei volti del Barisardo, lo si vede da un aro più a terra, da volti spenti. Prova Musa a dire qualcosa a Milone, quasi come per dire dobbiamo giocare. Mentre ormai si deve poter riprendere. Erlander parla con Sale, forse parlano anche di recupero, ma in questo momento, così com'è la partita, 2-3 minuti in più di recupero cambierebbero poco. Servirebbe una vera e propria impresa adesso al Barisardo per evitare la sconfitta, che farebbe tutta la differenza del mondo in classifica, ma con l'uomo in meno diventa veramente un'impresa titanica. Il lancio lungo già nello spazio di De Solis, può sbucare Pili, Musa dice di no. Per un Pili che nonostante sia il miglior marcatore del campionato, proprio oggi forse ha più sofferto la partita, è stato quello meglio chiuso, meglio controllato tra la difesa del Barisardo. Sono venute fuori però le qualità a centrocampo che hanno fatto la differenza, con grandi complimenti all'Idolo. Però il Barisardo ha regalato tanto a centrocampo, troppi errori di disimpegno. Ora rischia di perderla, eccolo qua Aimi, Lamin, Cocco, finta, prova ad andare, alla fine l'ultimo tocco il suo, ma anche stavolta sulla situazione sicuramente più favorevole, dove almeno nella paura puoi anche dare un calcio lontano
e far rimettere a posto la squadra. Troppe scelte sbagliate che stanno pesando. L'apertura non buona per Karlander, torna Ziani, Karlander. La suola, Aro apre bene. Ziani può provare a mettere in mezzo. Eccolo il cross, arriva in terzo tempo. Karlander che ha impattato il pallone ma non con tutta la forza e la precisione necessaria. Bravo a rientrare in area subito. Nessun pericolo però per Marongiu, che ha visto questo pallone spegnersi in maniera docile lontano dalla sua porta. Ma anche il suo lancio si spegne fuori, questa volta al lato, e si riparte dunque da Moussa, che tiene palla, controlla Fanni. L'idolo, quella che potrebbe arrivare è la seconda sconfitta in questo campionato, mentre Rugiu trasforma solo una buona verticalizzazione, dicevamo invece, mentre aspetta a battere l'angolo. Sì, perché arriva il cambio questa volta tra gli ospiti. Esce Cocco, esce l'uomo del 3-0 che vorrebbe uscire, andare verso la sua panchina. Sale invece, gli indica l'altra parte del campo per evitare grosse perdite di tempo. Sarà doppio il cambio però. Ci sono due uomini. Scelta strana quella di cambiare prima di un angolo, solitamente non è gradita agli allenatori. Forse il secondo infatti aspetta, no? Perché fa uscire Usai. Dentro Gabriele Stocchino. Ora si aspetta solo per riprendere il gioco, tutti a ridosso del popolo, mentre uomo a terra e Pili. Marongiu va già da sale, adesso bisogna capire cosa è successo. Da qui non è stato chiarissimo. Forse Karlander che viene infatti mandato via. Continuano le proteste, si sta... Qua c'è un abbraccio però forse, comunque si stanno capendo. Ma bisognerebbe capire se c'è stato veramente il colpo a Pili, chi gliel'ha dato. Il primo dubbio viene su Karlander, che è stato infatti allontanato, ma potrebbe averlo allontanato anche perché è nervoso. Non ha visto Sale quello che è successo e per questo non è andato a estrarre cartellini. Viene poi allontanato uno degli uomini dalla panchina di Ciarolo, è entrato in campo appena visto la situazione scaldarsi, mentre si può battere. Chiama lo Schemaro verso la porta e la palla alta sopra la traversa per un secondo, ha dato anche l'illusione del gol. Marongiu ha alzato comunque il braccio, è sembrato comunque essere in controllo. Ha provato allora a trovare il gol olimpico, così viene chiamato. Nulla da fare, mentre la spizzata è buona per Haimi. Fuori gioco, non protesta Karlander. Haimi invece qualcosa da ridire ce l'ha e infatti arriva il giallo, ammonito anche lui. Tanti cartellini gialli oggi estratti da Sale. Quando sono arrivati al 39esimo, una partita che ha perso tanto di intensità.
Lancio lungo, prova ad andare di testa Gabriele Stocchino. Alla fine Barizzardo, che il pallone può comunque giocare, provare a onorare fino alla fine questa partita, magari a cercare un gol della bandiera. Fanni prova a metterla in avanti, non può nulla Carlander, va a pressare Deiana con la testa. Doa rende il lavoro semplice a Marongio. E va ora al lancio lungo. Silla, la palla passa, preferisce aspettare e prendersi la rimessa all'8, che farà battere a Stocchino, Vincenzo Stocchino, che cerca Silla col petto, mette giù, pressato, prova a cercare un compagno, a difenderla, riesce in qualche modo a lottare, la palla poi resta in zona pericolosa. Alla fine Lamin disturbato da Ziani, che può fare partire Aimi, che cerca il lancio lungo per Carlander, non male, esce Marongio, però Doa lo fa cadere. Carlander sembrava davanti sulla corsa, infatti va a dire a Sale, poi lo tocca e Sale gli dà il secondo cartellino giallo e arriva il secondo rosso. E sta finendo nel peggiore dei modi per il Barizzardo, che resta in 9 contro 11, ma soprattutto giocherà la prossima partita con i suoi 2 migliori marcatori squalificati. Non poteva andare nel peggiore dei modi oggi, con Ciarolu che si è arreso in panchina. Ma Carlander, che sapendo di essere ammonito avrebbe potuto sicuramente evitare queste proteste in una parità che ormai è finita, lo sa, se ne sta rendendo conto, mentre abbandona lentamente il terreno di gioco. E Musa che gli dice anche di muoversi, a uscire, di non peggiorare la situazione. Si prepara forse un altro cambio intanto per l'Idolo. Gioca il Barizzardo. Prova Pili a giocare nello spazio, a cercare Stocchino, il retropassaggio per Dumbuya, che con una finta viene via. Per Dumbuya, giornata difficile, lui non ha colpe sui gol, anzi ha fatto anche degli ottimi interventi, mentre un altro pallone regalato. Pili prova a mettersi in proprio, Pili fermato col fisico in maniera regolare da Aro, che poi apre tutto per Ruggiu, poco premiato oggi, poche volte cercato, eppure Ruggiu ha la qualità per venire fuori 1 contro 1. Mentre arriva un altro cambio, esce Silla, ha aperto lui le marcature, ha combattuto, può uscire soddisfatto dal campo. Al suo posto entra Mancosu. Fuori allora i 3 autori del gol che stanno decidendo questa partita. 43 sul cronometro. Vedremo se deciderà Sale poi di lasciare recupero o se di fischiare 3 volte allo scoccare dei 45 minuti. In una gara che ormai ha poco da dire, dove in pochi stanno ancora provando a farci vedere qualcosa. 2 uomini in meno ovviamente per il Barizzardo, che rendono tutto più difficile. Mentre adesso il pallone messo in mezzo, ancora si spegne sul fondo, però il tentativo di Milone
salito a provare a dare una mano in attacco per un gol che può cambiare la storia di questo match, può sicuramente regalare un piccolo squillo finale al pubblico che si è presentato oggi in grande numero per quella che era la partita che poteva mettere il 99% di questo campionato nelle mani del Bari Sardo. Questa sconfitta può cambiare tutto, lo vedremo soprattutto mercoledì, mentre il fallo di Kevin irruento su Aimi, roccioso Kevin, ha lottato dentro l'area, ha saputo affrontare in vari momenti sia Karlander che Muggianu, mentre su questo lancio malissimo Marongi, il pallone però passa, non lo tocca Musa, va bene a Doha che può allontanare, dove però la palla non è di nessuno, rimessa del Bari Sardo che mette in mezzo con Aimi che adesso è l'uomo più avanzato insieme a Ruggio. Dall'altra parte invece Lai sta avendo qualche spazio in più, chiuso in mezzo a due, Aimi ancora una volta irruento, poi bravo anche Pili ad approfittare, mentre sono scoccati 45 minuti. Si aspetta l'indicazione del recupero, se ci sarà ovviamente, c'è anche la possibilità che arrivi il fischio finale, non sembrerebbe essere così, e allora Musa tiene palla al Bari Sardo in questo finale. Rischia un po' Aro nel gestire questa palla, la perde, scatta la Min per il 4-0, c'è Pili a fianco a lui, il servizio per Pili, Pili non può sbagliare, arriva anche il poker e festa completa per l'idolo, a segno anche il miglior marcatore di questo campionato, è uno 0-4 che può avere degli strascichi importanti per adesso, e sicuramente festa della squadra di Arzana, festa degli uomini di Ladu in una gara sofferta per 40 secondi, un minuto, ma poi dominata, vinta sugli errori, anche il quarto gol è arrivato su un errore. Va andato Pili a festeggiare sotto i tifosi suoi presentatisi qui in una gara che lui invece ha sofferto, chiuso più volte nella morsa a centrocampo e attacco. Lamin ha scelto di andare per lui, non da solo. Risultato comunque così tanto ampio, difficile da pronosticare, mai presi così tanti gol in questo campionato dal Bari Sardo, mentre non c'è più tempo, finisce qui al Comunale Circillai, doveva essere la partita per quasi chiudere il discorso promozione, e invece è un campionato riaperto dall'idolo che si impone 4-0 sulle Bari Sardo. Decidono i gol di Silla e di Usare nel primo tempo. Nella ripresa hanno chiuso i giochi Cocco e Pili, e con questo vi salutiamo amici di Directa Sport, un saluto da Luigi Falqui, un grazie anche alle immagini di Riccardo Carta, e noi vi auguriamo una buona serata.